Le regioni del sud si confermano anche quest'anno le mete preferite da mamma tartaruga. Il bilancio della stagione di nidificazione premia la Calabria, la Sicilia, la Campania e la Puglia. Anche quest'anno le coste italiane hanno fatto registrare un alto numero di nidi di tartaruga caretta caretta, la specie più diffusa nel Mediterraneo. L'ultimo aggiornamento, risalente alla fine del mese scorso di settembre, parla di ben 126 nidi rinvenuti nell'insieme delle associazioni in campo per la ricerca, il monitoraggio e la messa in sicurezza dei nidi sugli arenili italiani. La campagna Teach Water di Legambiente, dopo il successo dello scorso anno, era stata riavviata all'inizio della stagione estiva, con cui coincide l'avvio della stagione delle nidificazioni. Più di 250 volontari hanno abbracciato la causa di Legambiente, dedicando il loro tempo libero alla ricerca di tracce di mamma tartaruga sulla sabbia, a mettere in sicurezza i nidi individuati e a proteggerli fino alla schiusa dei tartarughini. Il numero dei nidi rinvenuti dai volontari quest'estate conferma che l'Italia ormai sia su una tappa fissa per le femmine di tartaruga caretta caretta che scelgono i litorali italiani, tra questo la Sicilia, per deporre le uova. In particolare sono le regioni d'Italia meridionale ad avere più successo. A tenere la testa della classifica è la Calabria, dove sono stati scoperti e messi in sicurezza 39 nidi, quindi la Sicilia con 35. All'ultimo la Puglia con 14. Meno i nidi accertati nelle aree del centro e nord Italia, 5 in Toscana, 4 nel Lazio e uno solo in Basilicata e Abruzzo. Liguria e Sardegna. L'estate del 2022, pur in flessione in termini di nidi ritrovati rispetto alla straordinaria estate scorsa, quando è stato raggiunto più di 250 nidi, ha fornito un grande contributo di biodiversità per il nostro mar Mediterraneo, dove migliaia di neonate tartarughine sono partite dalle coste italiane alla conquista delle onde. L'aumento dei siti di overdeposizione sulle nostre spiagge, secondo numerosi studi, è legato anche ai cambiamenti climatici che portano la caretta caretta a spostare il loro arenile verso la zona del Mediterraneo occidentale. Ma l'alto numero dei nidi rinvenuti e curati fino alla nascita delle piccole tartarughe è soprattutto il frutto di ore di osservazione, ricerca e monitoraggio da parte degli oltre 250 Tartar-Witchers di Legambiente che insieme ad altre associazioni hanno presidiato le coste turnando di giorno e di notte per tenere sotto controllo i siti di nidificazione, metterli al riparo da tanti rischi. Le uova infatti possono essere preda di animali selvatici, delle mareggiate o possono essere danneggiate durante le operazioni di pulizia meccanica delle spiagge. Per questo i guardiani dei nidi svolgono anche attività di informazione e sensibilizzazione coinvolgendo i turisti, i bagnanti e soprattutto i gestori dei nidi balneari. La campagna Tartar Watches si è confermata quindi un valido strumento per tutelare le tartarughe marine caretta caretta e più in generale le biodiversità dei nostri mari. Per il secondo anno consecutivo i volontari di Legambiente sono riusciti così a tenere sotto osservazione chilometri e chilometri di costa, tutelando al meglio i nidi di mamma tartaruga e dei suoi piccoli.